Dio è la mia fortezza, come recitava Bach in una sua famosa cantata. Qui siamo nella fortezza di Castelfranco, siamo nel cuore della cultura e della musica, siamo Casa Barbarella, Conservatorio Agostino Stefani, città di Castelfranco. E nella nostra fortezza. E nella nostra fortezza. Anche il Conservatorio sostiene la campagna pubblica organizzata dal Comune per il restauro delle mura di Castelfranco. E lo fa perché le mura sono un tratto della storia e del quotidiano di questa istituzione musicale per la Marca e per il Veneto. Siamo nel cuore della città e vogliamo sicuramente dare importanza a questa iniziativa. Lei viene da Verona, giusto? Cosa sarebbe Verona senza le sue mura? A Verona senza le mura sarebbe una città molto più povera, quindi le mura tra l'altro di Verona con i suoi bastioni sono state ampiamente ristrutturate, come le porte appunto che danno l'ingresso alle città. Ci auguriamo che anche Castelfranco Veneto riesca a breve ad avere i finanziamenti sufficienti per portare un restauro dignitoso. Per Verona è anche occasione di, turismo le mura. Come la vedete come investimento, queste 2 euro per un mattone? Beh, cultura e turismo sono cose collegate, quindi per una città, seppur di piccole dimensioni come Castelfranco Veneto, abbinare musica, cultura e arte è la cosa fondamentale che può far crescere e portare turismo, portare indotto, portare economia. E i cittadini come possono intervenire? I cittadini possono intervenire con una donazione. Si può farla attraverso la banca, un versamento bancario, oppure attraverso gli uffici comunali. Per voi anche i 2 euro sono importanti? Sono strategicamente importanti perché la sinergia la si fa proprio dal basso, anche con i 2 euro. Anche solo 2 euro cosa significa? È la testimonianza di vicinanza da parte del cittadino a credere in quello che sta facendo l'amministrazione comunale per raccogliere i fondi per il restauro delle mura. Solo i cittadini di Castelfranco? No, tutti i cittadini possono naturalmente partecipare, non solo della provincia ma anche da fuori provincia evidentemente. Coloro che hanno avuto modo di visitare Castelfranco l'hanno capito velocemente e abbiamo già qualche testimonianza concreta di queste offerte che hanno posto alla nostra amministrazione.